precisazione. Lei perché acquisiva informazioni presso Sergio Orsi dell'andamento della vicenda Eco 4? Qual era il suo interesse? Non ho capito perché non si sente bene, avvocato. Allora, una volta che lei venne estromesso dalla vicenda Eco 4, qual era il suo interesse a chiedere a Sergio Orsi aggiornamenti sullo stato dell'arte, su quello che accadeva? Comunque comunque non ero stato contento del fatto di essere estromesso dalla cosa, comunque era una cosa che avevo in parte costruito pure io, quindi per una questione per non fare brutta figura, cioè volevo rientrare in questo discorso. Non lo faceva anche per acquisire informazioni da rendere poi agli organi di polizia? Ripeto, non si sente bene. Ho detto, non lo faceva per acquisire informazioni da rendere, da restituire agli organi di polizia di cui era confidente? No, io per una questione mia personale volevo rientrare in questo settore. Prima per non fare brutta figura nei confronti degli amici e comunque per una questione mia personale per rimanere nel settore. Allora, da foglio 69 dell'udienza del 18 giugno 2008, Vassallo Gaetano, è una precisazione spontanea che lei fa. Voglio fare una precisazione. Facevo queste domande perché io ero confidente della Guardia di Finanza di Mondragone. Me lo dicevano ed io riferivo. Chiedevo queste cose per poi riferirle a Mondragone. Se no sembra strano che io chiedessi. Allora volevo capire, e soprattutto vorrei che lei rappresentasse al collegio, in realtà qual era la ragione del suo interesse per fare queste domande a Sergio Orsi? La ragione del mio interesse è quello che ho detto prima, probabilmente riferì... Foglio 69. Prego, signor Vassallo. Quindi non io è vero, il motivo per cui... ci dica, se lo faceva perché c'era rimasto male o perché era confidente della Guardia di Finanza? No, io comunque mi informavo di Sergio Orsi per la questione di non essere estromesso e definito, cioè volevo rimanere nel settore, che poi qualche notizia l'abbia comunque riferito, ma la motivazione non era quella di attingere le notizie per poterlo riferire, ma il motivo per cui mi interessava era quello di rimanere nel settore. Quindi non è vero. Non avevo digerito quella questione di rimanerne fuori. Perdoni, allora è come dire una piccola millanteria quella che lei fa il 18 giugno al pubblico ministero, perché è molto preciso. Facevo queste domande perché ero confidente, me lo dicevano, io riferivo, se no sembrava strano che io chiedessi. Quindi era una cosa che lei così il 18 giugno diceva tanto per dire, perché in realtà non era questa la ragione. La ragione l'ho riferito adesso. Io mi interessava la cosa perché non volevo, cioè non avevo digerito il fatto di rimanere. Non escludo che l'abbia riferito agli amici di Mondragone, guardi, ma l'obiettivo mio non era... La mia domanda era diversa, non è quello che lei ha fatto, perché lo sappiamo che lei lo riferiva agli amici di Mondragone. Io volevo capire perché l'ha fatto. Lei qui ha detto perché aveva un interesse a rientrare, che c'era rimasto male. Il 18 giugno questo lo confermo. Dà un'indicazione diversa, quindi solo questo, insomma. Non vi confermo che era questa la motivazione, cioè io non volevo rimanere nel settore, non avevo digerito la questione di rimanerne fuori, per cui mi interessava sta cosa perché comunque volevo rientrare nella questione dei rifiuti. Senta, sempre sullo stesso punto, dalla pagina successiva, foglio 70, le faccio un'altra contestazione. Il pubblico ministero, quelle domande non erano del tutto disinteressate, tra virgolette, e lei risponde, erano mirate.
Tant'è vero che la sera chiamai la persona a cui riferiva a Mondragone, ci prendemmo i numeri di targa fuori casa di Michele Orsi, stando il figlio stava là, dissi che Cicciariello stava a Mondragone, a Baia Domizia, ci mettemmo nella macchina andando torno per fare la notte con i colleghi della persona con cui parlavo, ci mettemmo torno per vedere dove poterlo rintracciare, quindi chiedevo a loro queste notizie. Questo francamente non mi sembra come dire, conforme alle dichiarazioni che lei ha reso qui di un suo interesse perché c'era rimasto male per l'estromissione. Io le ho fatto quest'altra contestazione, poi valuti lei se ne prende atto e passiamo ad un'altra domanda. Io confermo quello che ho dichiarato prima. E quindi conferma anche che questa dichiarazione al pubblico ministero del 18 giugno era una piccola millanteria. Perché delle due l'una. Non era una mendalleria, per carità, non mi sono mai permesso nei confronti del procuratore dirgli delle stronzate. Probabilmente era ferita a qualche altro particolare, non certamente io attingevo da Sergio Orsi la questione dei rifiuti. Io la questione probabilmente che ho riferito per quanto riguarda... Signor Vassallo, grazie, rimane la contestazione, ma per me va bene così, passiamo ad un altro... Va bene, prego, avvocato, potete anche non sentirmi a questo punto. No, noi siamo molto interessati a sentire. Assunzioni Eco 4. Cioè, se non vi interessa posso anche andare, per carità, io sto cercando di essere, ripeto, non voglio dire le cose che sono a conoscenza, le cose che ho fatto, non voglio dire nessuna sciocchezza, non voglio nessun problema. Guardi, di dire cose che non sono vere, per carità. Vassallo, io non è non che milita niente, per carità. Verbale, io non è che mi sono inventato un verbale, io le ho letto la trascrizione della sua ma per carità, figuratevi. Del 18 di giugno. Che è evidentemente in contrasto con quanto lei ha detto. Basta, quindi passiamo avanti. Probabilmente è riferito a qualche altro passaggio. Se lei mi legge tutto il verbale, probabilmente io riesco a spiegarvi anche questo particolare. Ma sicuramente non è riferito la mia dichiarazione per quanto riguarda la questione di Sergio Orsi. La questione di Sergio Orsi è relativa alla questione Eco 4 e non relativamente ad altre cose. Cioè questo particolare delle targhe, delle cose, era una questione per quanto riguarda la latitanza di Schiavone che ero venuto a conoscenza, non era per sapere la questione dell'Eco 4. Vassallo, lei nelle risposte che io le ho contestato fa riferimento genericamente al fatto che faceva queste domande per questa ragione. Poi rimane il dato, valuterà il collegio, a me non interessa più di tanto capire se lei, quale fosse lo spessore, diciamo, del suo rapporto con gli amici di Mondragone. Invece volevo con lei sondare un altro terreno, assunzioni Eco 4. Lei ha fatto riferimento a sostanzialmente assunzioni che vennero effettuate in Eco 4, quindi immagino nel periodo in cui lei lavorava per Eco 4, come assunzioni di comodo. Lei ha fatto riferimento al figlio di Fragnoli, a tale suocero di Di Lorenzo Gaetano e a Mezzero. Ricorda queste tre assunzioni? Ricordo queste tre assunzioni. Queste tre assunzioni erano relativamente ai cantieri di Mondragone, di Castelvolturno e di Mondragone e di Sessaurunca. Erano l'inizio dell'espletamento dei servizi che faceva la Florambiente col consorzio Caserta 4. Quindi erano all'inizio queste assunzioni fittizie. Il periodo non lo ricordo che era all'inizio. E ricordo Fragnoli perché stava a Mondragone, ricordo perché quando ho iniziato a Sessaurunca ho iniziato io con gli automezzi, con gli uffici a Sessaurunca, a Castelvolturno e a Mondragone abbiamo iniziato noi i servizi. Ma lei non ha memoria del fatto che per Fragnoli già fosse
assunto in Covim e che quindi sia transitato per effetto di un passaggio. Sì, c'era stato un passaggio diretto e immediato di cantiere, sì, era della società precedentemente ma pure io con la Sedia Sud avevamo fatto accordi del genere quando facevamo i passaggi diretti e immediati, aumentavamo il personale per poi farlo passare all'altra società. Mi perdoni, era già assunto, quindi non è che fu assunto in occasione del passaggio di cantiere. Lei ricorda questo particolare che era già assunto, Fragnoli? Il passaggio di Fragnoli cantiere stava con la società e il passaggio di cantiere stava con la Covim. Chi c'è prima? Qui stava nella Covim. Sì. Senta, e per quanto riguarda Mezzero, sa che Mezzero venne invece licenziato da Eco 4? No, all'inizio c'era un problema ed è stato confermato e ha lavorato ha lavorato al villaggio Coppola. È stato confermato e dopo ma è stato licenziato. Anche lui era già un dipendente. Non lo so se era già. Lui non veniva a lavorare, era nella busta paga ma non lavorava, aveva soltanto la retribuzione. Era già nella busta paga, per intenderci, cioè fu inserito in quell'occasione. Sì, della Covim, sì. Nella Covim? Sì. Senta, e il suocero di Lorenzo Gaetano, intanto lei è sicuro che è il suocero di Lorenzo Gaetano, di Lorenzo Gaetano, perché il suocero di Lorenzo Gaetano è deceduto nel 74. Non lo so, l'ho saputo a Sessaurungo che la persona con cui ho parlato io si era presentato io poi il personale non è che lo conoscevo tutto quanto, si era presentato come il suocero di Lorenzo ed era un autista di automezzi sinceramente, poi che non lo fosse non lo so, ma si chiamava Di Lorenzo comunque, questo ne ero certo perché era nella marcazione del tesserino ed era un autista del comune di Mi perdoni, e allora lei come faceva a sapere che era il suocero di Lorenzo? Solo perché si chiamava Di Lorenzo? Me l'aveva detto lui che era. Me l'aveva detto lui. Ho capito. Io non lo conosco a Di Lorenzo, non conosco questo Di Lorenzo. Allora, veniamo al primo incontro che lei ha con Nicola Cosentino. È la vicenda delle maestranze di San Cipriano, così fa mente locale. Le dovrò ripetere, purtroppo, me ne scuso con il collegio, ma è finalizzato a effettuare delle contestazioni, delle domande che già le sono state rivolte. Chi le presentò Nicola Cosentino? Bernardo Cirillo. E ricorda il periodo in cui le presentò Cosentino? Ma era a metà degli anni rispetto alla detenzione? Metà degli anni 80. Metà degli anni 80. Bidognetti Francesco. Fine anni 80. Non ho capito? Bidognetti Francesco era libero o era detenuto? Mi ha sentito, signor Vassallo? Blocco dell'immagine. Senta Vassallo, si ricorda se all'epoca che ha indicato adesso come conosce? Allora, ci sente Vassallo? Adesso è ripreso, credo. Io vi sento, però non ho sentito nessuna domanda. Sì, adesso la ripete l'avvocato. Si era interrotto il collegamento, signor Vassallo. Dicevo, lei riesce a collocare l'incontro con Cosentino tramite Bernardo Cirillo rispetto alla detenzione di Bidognetti Francesco? Cioè Bidognetti Francesco era detenuto, era libero? No, non me lo ricordo questo, non riesco a collegarlo, so soltanto che era fine anni 80. Fine anni 80.
prima ancora di intervenire sul periodo, allora le devo fare una contestazione dal verbale 1 aprile 2008. Lei nell'occasione riferì ai pubblici ministeri che l'ascoltavano: faccio presente che io ebbi a conoscere Nicola Cosentino proprio attraverso Bidognetti Francesco, proprio in un periodo antecedente all'arresto di quest'ultimo. Mi ero aggiudicato il servizio di raccolta degli SU sul comune di San Cipriano con la Setia Sud intestata a mio fratello Salvatore, e un giorno Bidognetti Francesco mi convocò affinché indicessi una riunione con le maestranze per sostenere il candidato Cosentino Nicola per le elezioni provinciali. Me lo presentò come suo amico. Allora, lei adesso ha detto che le fu presentato da Cirillo Bernardo. Il 1 aprile ha detto che fu addirittura Bidognetti Francesco proprio che glielo presentò come suo amico. In che pagina? No, confermo quello che ho dichiarato adesso. A me a presentarmelo fu Bernardo Cirillo che su disposizione di Bidognetti Francesco di dare una mano a Cosentino perché era candidato all'amministrazione provinciale. Quindi quello che lei, per comprenderci, quindi quello non me lo ricordo quello che ho dichiarato, non me lo ricordo quello che ho dichiarato ai più. Gliel'ho ricordato io. Se l'ho dichiarato. Gliel'ho appena letto il verbale. Questo è proprio non me lo ricordo di aver detto. Non me lo ricordo di aver detto questo, per carità, figuratevi. Io ricordo adesso in questo momento il particolare. Sì, Vassallo, però l'avvocato non è che le dice diciamo, una sua opinione su quello che lei ha dichiarato. Ha letto un verbale, mi spiego, e ha fatto la contestazione, che non è che è una cosa cattiva, e può essere anche semplicemente per ricordare a qualcuno che non si ricorda bene, che si è dimenticato, che ha detto una cosa diversa, e vedere di risolvere questo contrasto. Lei aveva detto in quel verbale di aver conosciuto Cosentino per il tramite dello stesso Bidognetti, che all'epoca era ancora libero, mentre poi in dibattimento qui, in questo procedimento, ha indicato invece Bernardo Cirillo. Io non escludo quello che ho dichiarato, però non me lo ricordo adesso quello che ho dichiarato. Se ho dichiarato vuol dire, però io in questo momento ricordo questo particolare. Per la questione di Cosentino, per le elezioni provinciali, mi fu presentato da Bernardo Cirillo. Non ricordo il verbale, le dichiarazioni che ho fatto nell'aprile del 2008. Io mi ricordo adesso di questo particolare. Sempre con riferimento in relazione sempre alla stessa vicenda, lei nel verbale del 28 agosto, che adesso le leggo, fa una dichiarazione ancora un po' diversa, perché è una via di mezzo, nel senso che lei dice, le leggo, allora, è difficile distinguere. Il PM
Ricordo che a quell'epoca, in quell'occasione, fui contattato da Bernardo Cirillo, lei dice sì, il PM Cirillo, il quale mi disse che, lei dice, dovevamo organizzare un incontro, e quindi sul discorso di Bernardo Cirillo non c'è contrasto. Però c'è contrasto in relazione allo stato di libertà o di detenzione di Bidognetti, perché lei dice che era stato lo zio a chiedere questa cosa, aveva saputo dalle ambasciate, il pubblico ministero detta, il Cirillo spiegò che era stato proprio lo zio a fare arrivare questo messaggio, o zio fra virgolette, anche se lei dice lo zio, però o zio tra virgolette, proprio zio a fare arrivare questo messaggio mediante un'imbasciata, punto. In questo senso preciso le dichiarazioni precedentemente rese, in quanto, facendo mente locale, ho ricostruito in maniera più precisa e dettagliata, poi dice giusti, i vari passaggi. Che pagina è, avvocato? Mi scusi, se riesce. Pagina 6, 7. Chiedo scusa, questo verbale che adesso lei ha letto è successivo a quello che ha letto prima? Sì. Quindi significa che la contestazione che ha fatto prima, diciamo, non è tanto fondata, perché in questo successivo... No, ma no che l'ha fatto apposta, per carità, mi rendo conto della difficoltà di... L'ho fatto scientemente, Presidente. Allora, mi perdono, la prima volta dice che è stato Bidognetti che era libero, sì. La seconda volta dice che è stato Cirillo e Bidognetti era libero, la terza volta dice che era stato Cirillo e Bidognetti era detenuto. Voglio capire, non le posso contestare queste... No, le può contestare, però... rilevare al collegio che in 4 mesi ha reso 3 versioni differenti su questa storia. Certamente, certamente. Questo è il senso della contestazione. Aveva detto le stesse cose del dibattimento la seconda volta, per la precisione. Io ho necessità... No, ma scusi, la terza dichiarazione non che era Bernardo forse è Cirillo, sfuggita. ma Bidognetti aveva fatto arrivare tramite ambasciate perché era detenuto, e questo E invece quando è che dice che era lo stesso libero, però non aveva le prime diretta? 2 volte, le prime 2 volte gliel'abbiamo detto e abbiamo letto i 2 verbali. Vabbè. Allora, il Il primo secondo aprile verbale 2008. il secondo verbale l'avvocato non Il secondo verbale è che non ricordo io, il primo lo ricordo. Primo verbale. C'è un secondo verbale, che è quello che tu dici sostanzialmente. Geometra Bernardo Cirillo è del 18 giugno, foglio 6 riassuntivo. Leggo anche questo, 18 giugno, foglio 6 riassuntivo. Ho conosciuto il Cosentino perché me lo aveva presentato il geometra Cirillo Bernardo in un periodo in cui Bidognetti Francesco era ancora libero, quindi certamente prima del 92. Quindi questa è versione number 2 rispetto alla number 1. E adesso c'è la number 3, cioè che è quella che ho letto adesso. Va bene, va bene, va bene. Allora, Vassallo ha sentito? Sì, Presidente, ho sentito, io come ho riferito prima, non me lo ricordo se Bidognetti era detenuto o meno. Io l'ho riferito, cioè a riferirmelo è stato Bernardo Cirillo, a fare l'appuntamento è stato Bernardo Cirillo per ordine dello zio che aveva avuto l'ambasciata, ma non mi ricordo se era detenuto o meno Bidognetti. Cosa certa è che comunque io mi sono visto con Bernardo Cirillo, abbiamo organizzato l'incontro, sono andato io e Bernardo Cirillo a casa di Cosentino, l'abbiamo prelevato e l'abbiamo portato con le maestranze, abbiamo fatto un piccolo rinfresco, è stato presentato il Cosentino per la campagna elettorale. L'ha già dichiarato, su questo non c'è nessun problema. Quindi questo è vero, quindi è falso quello che lei rende il 1° aprile, che è stato presentato. Avvocato, è falso, è un termine che diciamo non sta bene. È scorretto, era scorretto il suo ricordo il 1° aprile del 2008, quando al cospetto di 3 sostituti della DDA lei riferì che l'era stato presentato da Francesco Bidognetti libero come suo amico. Era scorretto il suo ricordo?
Non era scorretto, non me lo ricordo, non me lo ricordavo, non me lo ricordo adesso, per carità, non è una questione di scorrettezza nei confronti di nessuno, non me lo ricordavo, l'avrò detto, non me lo ricordo adesso. La cosa certa è che io comunque mi sono visto, non ricordo, e non mi ricordavo neppure nel 2008, Ma sa, quello che ho dichiarato. Dobbiamo fare queste precisazioni, perché purtroppo sulla base di alcuni verbali sono stati messi provvedimenti cautelari, sono stati fatti articoli di giornale, quindi per noi è interessante e il collegio ha il dovere di approfondire la progressione delle sue dichiarazioni, soltanto per questo la sto disturbando, non perché voglia... Ma non mi sto sottraendo a quello che è il mio... Apprezzo moltissimo che lei non si stia sottraendo. Ma non mi sottrarrò mai al mio impegno, sto qua per rispondere alle domande. Se non lo ricordo, non lo ricordo, non posso, non ho una bacchetta magica a ricordarmi se Bidognetti era detenuto o meno. Mi sarà potuto sbagliare, ma comunque con Bernardo Cirillo mi ci sono visto. Non ricordo e non riesco a ricordarmelo se era libero o meno Bidognetti. Tutti i verbali che sono stati posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare. Tutti i verbali che sono stati posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare, questi che stiamo rappresentando. Tutti e tre. Sempre con riferimento alla collocazione temporale di questo appuntamento, rispetto alla Costituzione di Ecologia 89, questa riunione con le maestranze di San Cipriano, che lei ha collocato alla metà degli anni 80, avviene prima o dopo? Per quanto lei si ricordi? Se non ricordo male, prima. Prima. Senta, venendo allo svolgimento dell'incontro, lei andò a prendere Cosentino e dice che c'era anche il fratello minore di Cosentino. Lei ricorda come si chiama il fratello minore di Cosentino? No, non me lo ricordo, all'epoca dell'incontro era un giovanotto, insomma era appena maggiorenne, il nome non me lo ricordo. Lei ha utilizzato questa espressione che mi ha colpito, era piccolissimo. Il 18 giugno Ricordo che era uno degli ultimi figli, almeno da quello che dal mio ricordo della presentazione di Bernardo, erano coetanei con Bernardo Cirillo probabilmente. Ah, quindi non era piccolissimo, era il più piccolo, ma non era piccolissimo. Perché lei il 28 agosto 2008 Foglio 10 dice il fratello piccolino, quindi volevo capire, aveva 21 anni nel 90 il fratello di Cosentino, il fratello minore. Ma Presidente, ma è una contestazione? No, voglio capire perché dice No, il fratello piccolissimo. perché è il modo di esprimersi, piccolino, cioè non era piccolissimo, era piccolino, ma anche se fosse piccolissimo, insomma, tranne che la contestazione non era nel senso che doveva essere arrivato con infante, ma insomma mi sembra
difficile immaginarlo, è un modo di esprimersi. Quindi Va bene, sia cerchiamo di non superabile fare, questa di contestazione, non sì, fare per ragioni polemiche. solo di economia, lo dico. Va bene, superiamo. Piccolino. Poi dopo si insiste. Senta, quindi prima della costituzione della Ecologia 89, ricorda di che elezioni si trattasse? Se non ricordo male erano delle elezioni provinciali, provincia di Caserta, una cosa del genere. Provincia di Caserta. Allora, come parametro di riferimento temporale, lei con Setia Sud aveva già avuto l'affidamento di San Cipriano? Con la Sedia Sud io già lavoravo al comune di San Cipriano, sì, Sì. Allora, già espletavo il servizio, probabilmente era all'inizio del rapporto di lavoro con il comune. vabbè, quindi l'affidamento è dell'87, quindi sappiamo che in un periodo compreso tra l'87 e la costituzione della Ecologia 89. Però abbiamo un problema perché non ci sono state elezioni provinciali in quel periodo. Lei è sicuro che fosse... Io lavoravo, non lo so se erano provinciali, ho detto provinciale ma non me lo ricordo, ma era una campagna Non elettorale. ci sono state neanche Il periodo... e neanche politiche. Non ho capito? Non ci sono state neanche le comunali e neanche le politiche. Io la riunione l'ho fatta con le maestranze stanno ancora al comune di San Cipriano, non è che è un problema. Io la riunione al comune di San Cipriano, col Cosentino e Bernardo Cirillo l'ho fatta. Se mi devo riferire a quali sono le elezioni non lo ricordo, non lo so, ma mi fu chiesto di fare questa riunione, l'ho fatta, abbiamo organizzato con il personale e l'abbiamo fatta. Quindi Se vi devo dire se sono elezioni comunali, provinciali o non me lo ricordo, non lo so. Lei sa dove era candidato Nicola Cosentino alle provinciali? Ah, non me lo ricordo io. In quale collegio era candidato Nicola Cosentino? Non se lo ricorda? Non ho sentito. Non ricorda in quale collegio fosse candidato Nicola Cosentino? Per quale elezione si riferisce? Alle provinciali. Cosentino si è candidato alle provinciali, ma lei non si ricorda per quale No, collegio non me lo era ricordo. No, non me lo ricordo. Io ricordo soltanto che mi fu chiesto di fare questa riunione, l'ho fatta. Non ricordo se erano per elezioni comunali, provinciali, regionali, collegio San Cipriano, collegio Mondragone, non lo so. Senta, Sinceramente non lo ricordo, però ricordo di aver fatto la riunione perché Bernardo Cirillo me l'aveva e chiesto. diciamo così che lei colloca il periodo temporale, l'abbiamo visto comunque provinciali intorno alla metà degli anni '80, corretto? Prima del... Allora, sicuramente avevo l'appalto al comune di San Cipriano di Aversa perché le maestranze erano tutte di San Cipriano di Aversa. Questo è sicuro. Quindi, prima dell'Ecologia 89, perché nell'Ecologia 89 è stato costituito dopo. Quindi è prima cioè era all'inizio dell'appalto di San Cipriano di Aversa. Va bene. Senta, lei, oltre questa riunione con le maestranze di San Cipriano d'Aversa, ha avuto modo di sostenere Nicola Cosentino anche nelle campagne elettorali del 93 e del 94? No, nel 93 e 94 no, quelle successive sì, 2001, 2004, 2005 sì, ma nel 94 no, 94 no. Nel 94 l'ho fatto con un altro candidato, ma non era Cosentino. Altro candidato per quale schieramento? Era della sinistra, era Mario Catto di
della sinistra, era candidato per il collegio di Aversa, cioè era una persona di Aversa, mi fu chiesto dall'avvocato Castelluzzo di organizzare questa cosa, la organizzammo a casa di mio padre, io ero agli arresti domiciliari, 94. Ma non era Cosentino, non c'era Cosentino. Non c'era Cosentino. Perché lei, foglio 18 del verbale del 28 agosto, venne a trovarmi a casa l'avvocato Castelluzzo. Lei ha detto prima che si parla di 93-94. Venne a trovarmi a casa l'avvocato 94. L'avvocato Castelluzzo. Stavo agli arresti domiciliari, non mi posso sbagliare. Sì, è corretto. E mi chiese se io volevo organizzare qualcosa per dare una mano all'onorevole Giuliani. Non ricordo come sapesse o come gli ho riferito in altre occasioni che io comunque ero amico a Nicola Cosentino. E che c'entra Castelluzzo, Cosentino, il candidato di centrosinistra? Presidente, però la frase continua. Se uno non e lui spezza il disse, discorso... facciamo organizzare qualcosa giù a casa di tuo padre. Quindi era per l'onorevole Giuliani. No, era per Mario Gatto. L'ha organizzata a casa mio padre, io stavo agli arresti domiciliari, abitavo di fronte, giù non c'ero. E l'onorevole Giuliani no? No, assolutamente. L'onorevole Giuliani con Nicola Cosentini è successiva, Allora, 2001, 2004, 2005, perché... Mi scusi, soltanto per un discorso di completezza del verbale, foglio 20, le leggo, parla del discorso dell'avvocato Castelluzzo, lui lo poteva chiedere tranquillamente, pure ai miei fratelli e a mio padre, però disse: Gaetano, tu sei quello che organizza tutto. È inutile che, pure che sei agli arresti domiciliari, se vuoi, tu fai venire molte persone. Domanda del PM, anzi domanda della dottoressa Giusti, da chi fu accompagnato? Poi ci sono chi, dice lei, è Giusti, Castelluzzo. Lei risponde, Castelluzzo venne con mio fratello Antonio a casa mia. PM, per sostenere l'onorevole PG, temperato, Cosentino, Ribera, Cosentino, Vassallo, no. Per sostenere, alla fine, dopo una serie di suggerimenti degli ufficiali del PG, lei dice l'onorevole Giuliani e poi ripete le elezioni dell'onorevole Giuliani e Mario Gatto e poi ripete le elezioni politiche di Mario Gatto e dell'onorevole Giuliani. Quindi l'onorevole Giuliani non c'entra? No, non lo ricordo, ma Mario Gatto me lo ricordo, sì. L'onorevole Giuliani non lo ricorda, Mario Gatto sì. Un paio di domande sulla vicenda della busta con i 50.000, 50 milioni, 25.000, eccetera. Vicenda dell'incontro con Sergio Orsi. Quando Sergio Orsi in sua presenza consegnò questa busta, il mattoncello, no? Il famoso mattoncello, all'onorevole Cosentino, Cosentino ebbe a ringraziarlo. A me no. No, se Cosentino ringraziò Orsi. Anche lui.
Sì, disse grazie con dei documenti, erano dei documenti, Sergio Orsi aveva detto, poi fuori mi aveva riferito che erano soldi, l'impressione che mi dava la busta che fossero soldi. Io personalmente non li ho visti materialmente, però il fatto che l'abbia ringraziato sì, Ringrazio Orsi, perché quando gli ha consegnato la busta Sergio Orsi disse onorevole, qua stanno i documenti che mi avevi chiesto. Grazie, informo della documentazione che gli aveva portato. Per me la documentazione erano i soldi, i 50.000 erano perché me l'aveva detto Sergio poi fuori. Vabbè sì, abbiamo capito, poi 50 milioni, 50.000. Ma quindi non ringraziò lei? A me personalmente non mi ha ringraziato. La busta gliel'ha dato Sergio Orsi, mica gliel'ho dato io. Dal verbale del 1 aprile 2000. A me mi ha ringraziato per le campagne elettorali. Al verbale del primo, sì, quella fantasma della metà degli anni '80. Dal verbale del 1 aprile, spiegando le ragioni della mia presenza in occasione del versamento della somma contante dell'Orsi Sergio a Cosentino, rappresento che io ero sostanzialmente un socio, seppure occulto, all'interno dell'Eco 4 e la cosa era ben nota al Cosentino stesso. Astrattamente era come se quei soldi provenissero anche da me, tanto che Cosentino ebbe a ringraziare entrambi. Confermo sta dichiarazione, adesso che me l'ha letto il verbale, sì, ricordo di questo particolare. Purtroppo io i verbali non ce li ho, per cui non riesco a ricordarmi quello che ho dichiarato nell'aprile 2008. Adesso che mi legge il verbale, sì, ricordo che mi ringraziò oltre a Sergio, ringraziò anche me. Ho capito. Quindi conferma questa dichiarazione, perché... Sì, adesso che l'avete letto, sì, me la ricordo. Quindi, voglio dire, fu un passaggio di denaro sul quale si richiamò in ogni caso, un passaggio di una busta, perdono, sul quale si richiamò comunque l'attenzione, insomma vi soffermaste e lui ringraziò anche lei. Sì, Sergio Orsi gli diede questa documentazione, disse all'onorevole Cosentino, onorevole, questi sono quei documenti che mi avevate chiesto. Ebbe modo di presentarla a Cosentino come diciamo socio occulto dell'Eco 4. Ma io con Cosentino già ero a conoscenza di questa mia, perché io precedentemente a questo incontro... Vassallo, la domanda mia è un'altra. Sì, Sergio Orsi ebbe modo di presentarla a Cosentino dicendo che lei era un amico che lavorava per loro, che ne so, qualcosa del genere, o no? Non me lo ricordo questo, però stavo rispondendo a questa vostra domanda. Se la domanda era questa. Le campagne elettorali precedenti... Vabbè, non me lo ricordo, avvocato. No, non me lo ricordo. Continui, che stava dicendo? Le campagne elettorali? Precedentemente a questo incontro, quando mi sono visto con Cosentino, quando a Cesa abbiamo organizzato il circolo di Forza Italia facendo il nuovo segretario, ecco, quando mi sono avvicinato al partito di Forza Italia, io ebbi modo personalmente di parlare sia con Giuliani, quando ci vedemmo al ristorante nella candidatura della campagna elettorale del 2001, se ricordo male, gli parlai di questa questione dell'interessamento mio per quanto riguarda i rifiuti. C'era con me un giornalista che scriveva sul giornale Accesa e poi ebbi modo di parlarne con Cosentino, non con Sergio Orsi, ma gli fu fatta da me proprio il riferimento al Cosentino che io operavo con gli Orsi per quanto riguarda la spazzatura. Quindi il riferimento che lei operava con gli Orsi per quanto riguarda la spazzatura fu fatto prima, non fu fatto in occasione della dazione della busta? No, già mi conosceva Cosentino, non aveva nessun modo di presentarmelo in quell'occasione. Cosentino già mi conosceva.
Chiedo scusa, faticosamente ho ritrovato il punto del verbale. 49. Con riferimento alla consegna della busta, lei dice, io le ho fatto prima la domanda se sostanzialmente l'attenzione si fermò sulla consegna dei documenti, e lei mi ha detto sì, tant'è che Cosentino ebbe a ringraziare entrambi. Non sento, Presidente. Avvocato, 49 di cosa? Prego? 49 di cosa? Adesso vediamo di migliorare l'audio. Se legge più vicino al microfono, avvocato. Sì. Questo è con riferimento, le leggo l'intero passo del riferimento alla consegna della busta. Le dice, non si vedeva il passaggio di denaro, PM, la busta non si vedeva, lei, l'ho vista io perché ero un figlio ma non perché me l'hanno fatta vedere ed hanno contato. Domanda del pubblico ministero, sapeva che lei era legato all'Eco 4? Vassallo, certo che ero legato all'Eco 4, sapeva pure che io ero legato a Bidognetti, sono andato a prenderlo io, e lei fa riferimento al discorso delle maestranze, cioè un fatto accaduto 15 anni prima. Poi dice, avvocato, scusi, il passaggio soltanto per linearità, questa è una sua deduzione corretta, però diciamo che non è il verbale, non c'è nella trascrizione. No, ma è evidente. No, avvocato, sì, ho capito, però non è nella trascrizione, poi il tribunale crede che sia nella trascrizione, quindi è una sua deduzione corretta, però leggiamo la trascrizione. Per la verità mi sembrerebbe proprio il caso che i verbali utilizzati per le contestazioni siano depositati comunque per verificare la correttezza delle contestazioni. Certamente, Presidente. Il passaggio fu, Nicola, ti ho portato quell'imbasciata, quei documenti, non è che sia stata una cosa, fu un secondo, cioè, quindi fu una cosa fugace nel verbale riassuntivo. Con la consegna della busta, sì. Però sinceramente non so che cosa vi posso rispondere. C'è stato il passaggio della busta. Non è che ci sia stato, la busta è stata aperta, se Nicola Cosentino avesse contato i soldi, questo no. È stato un passaggio, ha preso la mano in saccoccia, ha preso la busta, onorevole, questi sono quei documenti. Li ho visti perché stavo vicino, cioè se stavo alle spalle di Sergio Orsi non l'avrei visto, ma siccome stavo davanti ho visto il passaggio. L'onorevole ha preso la busta, mica l'ha contata, l'ha messa nel cassetto della scrivania e ha ringraziato dei documenti che Sergio Orsi e io gli avevamo portati. Va bene. Senta, poi prosegue, perché la domanda che le avevo fatto è se Cosentino sapeva che lei collaborava con Eco 4 e con il consorzio. Domanda del pubblico ministero, mi fa capire cosa sa Cosentino del fatto che lei operava nell'Eco 4? Lei risponde, sapeva soltanto che io collaboravo con il consorzio Caserta 4. Giustamente il PM chiede come faceva a saperlo, lo sapeva già dai rapporti di lavoro, cioè, e lei dice, Sergio Orsi glielo aveva detto. Quindi lei sa che Sergio Orsi aveva detto a Nicola Cosentino che lei operava per il consorzio nell'Eco 4. Sì. Come fa a sapere che Sergio Orsi gliel'aveva detto? Sergio Orsi me l'aveva riferito a me. Perché nel verbale, foglio 50, lei dà una risposta diversa alla stessa domanda che le ho fatto io, no? Cioè, come fa a dire che Sergio Orsi gliel'aveva detto? Lei al pubblico ministero risponde, quella mattina me lo presentò un'altra volta, disse, questo è quell'amico che collabora con noi. Fu ridetta questa cosa, pubblico ministero. In quell'occasione fu ridetto che lei collaborava con loro. Sa se fu detto anche prima? Vassallo Gaetano, non lo so. Non me lo ricordo, adesso che avete letto, sì, ricordo che prima di entrare fuori c'eravamo diverse persone all'incontro con l'onorevole.
quindi fuori quando è venuto a salutarci per poi far entrare una persona o due persone alla volta negli uffici, ci salutammo fuori alla strada prima di accedere agli uffici e Sergio Orsi mi ripresentò come il suo collaboratore. Quell'amico che Poi non ricordo se l'aveva già presentato. Ho capito. Era una persona che collaborava con Sergio Orsi. Senta, mi scusi, ma lei non era stato estromesso? Questo episodio non si verifica dopo. Avvocato, non vi sento, vi vedo solo gesticolare, sinceramente. Questo episodio non si verifica, io non ho neanche la fortuna di vedere il suo viso, pensi un po', e non si verifica dopo che lei è già stato estromesso da Eco 4. Avvocato, io per rispetto della Corte posso venire anche in aula, per carità, se la Corte me lo chiede io vengo in aula a riferire, non ho nessuna preoccupazione, nessun timore. Voglio dire, scusa, ma lei mica deve avere timore di me. No, io ho timore di nessuno, figuratevi. Appunto, no, allora torniamo al dato. Lei, quando avviene questo incontro, non era già stato estromesso? Non c'è già stato l'incontro con Guida? Dall'autoricambi Verosa? Sì, come no, era già stato estromesso, ma come vi ho risposto nei verbali precedenti, nelle domande precedenti? Vi avevo detto che comunque io volevo rientrare nel settore dei rifiuti. Ho capito, ma che lei volesse rientrare, io le sto facendo una domanda rispetto all'atteggiamento di Sergio Orsi, non rispetto al suo desiderio. Lei era già uscito, era già stato estromesso. È sicuro che Sergio Orsi nell'occasione la presentò come la persona che collabora con lui? Sì. È sicuro? Sì. Sì, sicurissimo. Ed è sicuro che era stato già estromesso? Perché lei dice anche il Sì, Presidente, il particolare... Sì, no, era già stato... Li ringrazio. Sì, Presidente, era già stato estromesso dalla società. Con riferimento a questo dato, per vedere proprio se lei è sicuro della collocazione temporale, sempre verbale del 1° aprile, lei con riferimento a questo incontro dice ai pubblici ministeri: Cosentino sapeva che io ero socio dell'Eco 4. Ma lei non era socio dell'Eco 4, era già stato estromesso, seppure occulto. Seppure occulto, certo. Ma era estromesso, palese o occulto era stato estromesso, pubblico ministero? No, era solo per, magari legge tutta la frase, era solo per... nella frase seppure occulto non c'è. Non ho mutilato la contestazione. Cosentino sapeva che io ero socio dell'Eco 4 e sapeva perfettamente dei miei rapporti con la famiglia Bidognetti. Non ho detto seppure, non ho mutilato la contestazione. Allora voglio capire. Stiamo leggendo due cose diverse. Foglio 4, io ho detto 4... Primo 408, foglio 4, il verbale base, diciamo. Quindi quando vi siete incontrati, io voglio capire questo, facciamo la domanda in maniera chiara. Quando c'è stato questo incontro, lei era ancora socio occulto di Eco 4 o era già stato estromesso? Fino adesso ha sempre detto che era già stato estromesso. Qua apprendiamo che lei dice cose differenti, voglio capire. Vi sto dicendo che ero già estromesso quando mi sono incontrato, quando c'è stato il passaggio dei soldi. Ciò nonostante, comprenderà che abbiamo qualche difficoltà a comprendere la dinamica, perché ciò nonostante viene presentato come socio, Cosentino la ringrazia e lei dice ai pubblici ministeri che era socio in occasione di questo incontro. Va bene. 4 a metà, guardi qui, pagina 4. Io nel verbale ho listato del risultato, 1 aprile 2008. L'ha trovato?
Senta, in occasione di questo colloquio con Cosentino, una domanda che era rimasta, mi perdoni, che era rimasta appesa rispetto alla vicenda del colloquio con le maestranze. Volevo chiederle a San Cipriano d'Aversa, in occasione di quell'incontro, lei ebbe modo di parlare con Cosentino di Bidognetti? Non me lo ricordo. Allora, le contesto per rinfrescare la memoria, foglio 56 del verbale del 18 giugno, parlaste di Bidognetti con lui? Vassallo Gaetano, no. Ho detto non me lo ricordo, non lo so. Ma adesso glielo ricordo. Non me lo ricordo. Adesso glielo ricordate, non se lo ricorda. È possibile anche che abbia parlato? Ora se lo ricorda nel 2008? No. No, avvocato, non me lo ricordo. Ripeto, non mi ricordo quello che ho dei verbali. Le cose riesco a ricordarmene, non tutto riesco a ricordarmelo. Ma deve fare uno sforzo, ancora un po' di tempo. Ma a disposizione, ma il massimo che voglio fare, figuratevi. Allora, sempre con riferimento a questo incontro, lei già ne ha riferito, anche se su contestazione nel corso delle precedenti udienze dibattimentali. Cosentino come si espresse rispetto alla iniziativa di Orsi, alla sua presenza? Lei utilizza un'espressione forte in napoletano. Dice che è una creatura... Non ho capito la domanda, avvocato, scusatemi. Purtroppo, un po' che visto l'ora, non riesco più a seguire. Sì, Cosentino, rispetto al consorzio, come si esprimeva? In che termini si esprimeva? Era cambiata la geografia, no, non ricordo le dichiarazioni. Non me lo ricordo. Rispetto al consorzio, avvocato sta dicendo? Sì. Allora le leggo pagina 21 pagina 21 del verbale del 18 giugno. Le leggo tutta la frase, tutta la pagina perché è interessante. Per quel che mi riguarda, con Cosentino ho parlato poche volte. Mi sono trovato con Sergio a fare delle operazioni anche di denaro, apro e chiudo parentesi, nota del redattore, la busta. Però rapporti stretti non ne ho tenuti, così come non li ho tenuti con Landolfi perché me ne sono andato. Pubblico Ministero, prima che lei se ne andasse, quali erano i rapporti che le avevano riferito gli Orsi? Lei risponde, per Cosentino il Caserta 4 era il suo, virgolette, persona mia, Pubblico Ministero. Mi faccia capire che vuol dire persona mia, Vassallo Gaetano. Creatura mia. Il Caserta 4 creatura era mia. Una creatura sua di cosa Cosentino. Mia. Giusto? Sì, questo adesso vi anticipo perché mi sta venendo in mente, sì, era una cosa sua. Le chiedo scusa, il verbale riassuntivo dice però che Eco 4 sono io, non il consorzio Caserta 4 sono io. Tra il consorzio Caserta 4 e l'Eco 4 io mi riferisco all'Eco 4. No, mi riferisco all'Eco 4, non al consorzio, mi sarò sbagliato sicuramente, ma io mi riferisco all'Eco 4. Cioè era l'Eco 4 che era una cosa sua di Cosentino, era una creatura sua, non il consorzio. Lei si è sbagliato, però il 18 giugno 2008 io gliel'ho letto il passo. Per Cosentino il Caserta 4 era il suo. Mi faccia capire che vuol dire il Caserta 4. Chi lo dice? L'Eco 4, probabilmente mi sono sbagliato nella dicitura, ma io parlavo dell'Eco 4, del consorzio. Il consorzio è solo una questione di maggioranza, ma il braccio operativo, il discorso gira tutto. È una questione politica. Ma per carità,
io mi limito Ma la questione- a contestarle che lei ha riferito il Caserta 4 era il suo, punto. Poi trarrà il collegio Così come era... le conseguenze. Lei dice che si era sbagliato No, allora. no, adesso che Benissimo. avvocato, adesso che mi avete letto il verbale, io no, aspettate un attimo, io vi confermo che era una questione sua il Caserta 4, perché adesso mi ricordo perché i presidenti venivano scelti dai comuni e dei comuni della provincia di Questo si chiama Caserta, Caserta 4 da Salvo. Io voglio sapere lei che cosa disse il 18 giugno al pubblico ministero. Che Cosentino le disse? Ma scusate, che ma il avvocato, come consorzio faccio a ricordarmi Caserta quello che ho 4 detto era il all'avvocato suo, io? o che Eco 4 era la sua? Lei ha utilizzato l'espressione napoletano songhio, Presidente, Caserta se 4 può essere o Eco moderato, 4. ha già risposto. Non me lo posso ricordare quello che ho detto al Per pubblico favore. ministero, io non c'ho i verbali, però vi dico che è il consorzio, è il consorzio Caserta 4. È il consorzio Caserta 4, va bene. Sì, Poi- non mi ricordo cosa ho detto aprile 2008, per carità. Avvocato, lei ha letto lo stenotipico Ho letto lo stenotipico. Se e vuole che sta le leggo il scritto? riassuntivo. Le leggo E che sta scritto lì? Consorzio. il consorzio. E nel verbale sintetico? Nel verbale sintetico c'è scritto quello che è finito su tutti i giornali. Ha già riferito il collaboratore che intendeva l'Eco Con 4. nel riassuntivo, con riferimento, questa è poi la sfera di cristallo del PM che verbalizza, Io tutto con riferimento presto. all'Eco 4, dicendo che quella società è una sua creatura, dicendo testualmente, sempre riferito all'Eco 4, che quella società songhio. Questo è il riassuntivo. Lei, Va bene. il collegio, ha preso atto Così abbiamo chiarito. dello stenotipico. Presidente, se viene esaminato l'intero verbale illustrativo si capisce chiaramente che si parla sempre dell'Eco 4. Va bene. Io ho prestato gli accordi acquisitivi a acquisire tutti i verbali trascrittivi, quindi, e siccome è già riferito che si riferiva a Eco 4 anche il collaboratore, si prende il verbale trascrittivo e si rileva che sta parlando dell'Eco 4. È molto semplice. Sì, ma il pubblico ministero è una glossa all'attività di... Sì, effettivamente, riassuntiva. facciamo una cosa. Superiamo completamente, andiamo avanti. Glisson, diceva, Così può darsi che finiamo. Glisson. Glissiamo. Senta, lei ha riferito di avere parlato in campagna elettorale con Giuliani, con il candidato Sì. Giuliani. Può, A senatore Giuliani. perfetto, può collocare nel tempo questo colloquio? Ma era, non voglio sbagliarmi, ma era inizio degli anni 2000, 2001, 2002, non voglio sbagliarmi. 2003, Era campagna- inizio degli anni 2000. Era campagna elettorale? Sì, era una campagna elettorale. Io l'ho incontrato nel ristorante Zi Nicola di mio fratello ad Aversa e quando dovevo presentare, perché l'incontro l'avevo organizzato io, sempre tramite l'avvocato Castelluzzo stavolta, perché aveva cambiato il suo referente politico, non era più Mario Catto perché non venne eletto, per poi sostenere la candidatura di Giuliani. Lo incontrai nel ristorante Zi Nicola e mi sono presentato, ho parlato con il senatore Giuliani e vicino a me in quell'occasione c'era Borzacchiello Raffaele che scriveva per un giornale locale e scriveva proprio sulla questione rifiuti eccetera. Io ebbi a presentarmi al senatore Giuliani, cioè al candidato Giuliani. E come si presentò? Cosa disse? Di cosa si occupava? Io mi sono sempre occupato di rifiuti, per cui non ricordo adesso. Menzionò l'Eco 4, menzionò una sua collaborazione in Eco 4. Non credo, non lo ricordo.
Ma no, non credo, perché non era ancora no, non ci ho parlato della questione Eco 4, Giuliani non ne sapeva niente dell'Eco 4. Allora, foglio 52 del verbale 18 giugno 2008. Lei dice: mi presentai al senatore Giuliani dicendogli che ero cliente dell'avvocato Castelluzzo, che aveva anche lui. Dissi: se avete bisogno di qualche chiarimento, c'era anche un giornalista che scriveva su Roma. Ora più avanti si parla dell'articolo uscito sul Roma. Pubblico ministero, come disse rispetto all'Eco 4, che termine usò? Vassallo Gaetano: collaboro con il consorzio Caserta. Pubblico ministero, come collaboratore del consorzio CE4, Vassallo Gaetano, Eco 4. Pubblico ministero, come collaboratore del consorzio CE4, Eco 4. Quindi lei si presentò dicendo che collaborava. No, non la ricordo questo particolare, però in questo momento che mi leggete la cosa io ricordo, non ricordo di aver detto questo, di avermi presentato a senatore Giuliani, di presentarmi per la questione dei rifiuti, con la cliente dell'avvocato Castelluzzo, con il giornale, perché ricordo che in quel periodo il senatore Giuliani si stava interessando dello smaltimento rifiuti in Campania, per cui io dissi se avete bisogno. A me interessava sapere se lei si presentò. Non me lo ricordo come mi presentai, non me lo ricordo manco di averlo dichiarato nel verbale, o se l'ho dichiarato non me lo ricordo sinceramente. Io gliel'ho letto il verbale, tra l'altro sotto controllo anche del pubblico ministero. Non me lo ricordo, avvocato. Figuratevi se io mi ricordo tutto quello che ho dichiarato ai pubblici ministeri in 6 mesi di collaborazione. No, sinceramente io i verbali, ti ripeto, non ce li ho per potermeli leggere, nessuno me li dà, per cui io faccio fatica. Voi dite che l'ho detto, per carità. Io non me lo ricordo se l'ho detto lo confermo, perché
l'unica cosa che posso dire, confermo quello che ho dichiarato nei verbali, però non me lo ricordo di averlo detto in quel periodo, in quel preciso momento, eccetera. Ma lei perché va a questo incontro con Raffaele Giuliani? Non Raffaele, avvocato. Raffaele Giuliani non c'è l'onorevole Giuliani, avvocato. Se l'onorevole Giuliani sì, ma Raffaele Giuliani è un'altra cosa, Sì. è un altro delinquente. Sì, no. Quindi va perché era, come dire, rientrato nella politica. Lei già si è accostato agli ambienti di Forza Italia quando partecipa a questo incontro? Lo organizzo, non ricordo se era, ma organizzavo, no, penso di no. Io quando ho organizzato questo di Giuliano, il primo incontro con Giuliani, non ricordo di avermi interessato ancora di Forza Italia, con esattezza non lo ricordo, ma era il periodo, se non avevo organizzato, stavo per organizzare Forza Italia Accesa. Lei non ricorda quando prende le tessere di Forza Italia Accesa? Non me lo ricordo. Ricordo che probabilmente era dopo il 2005. Non era prima? 2006, 2000, non me lo ricordo con esattezza, vi dico la verità. Se mi fate la contestazione così riesco a capirla, però adesso non me lo ricordo sinceramente. Magari la cerco dopo in un break, proprio perché mi interessava questo dato del suo riavvicinarsi alla politica. Lei poi ha un altro incontro con il Cosentino. Uno è l'incontro questo della busta con Sergio Orsi, in cui chiederà il favore del fratello. E poi ha riferito di aver avuto un successivo incontro. A breve tempo l'ho rincontrato perché gli ho fatto un appuntamento personale perché avevo bisogno di alcune cortesie e gli volevo parlare della mia questione. Ho capito. E quindi ricordo di averlo incontrato 3-4 mesi dopo questo incontro con Sergio Orsi. Ho capito. E quindi 3-4 mesi dopo, rispetto al periodo del licenziamento dei suoi fratelli, come lo colloca questo incontro? No, non me lo dico, non lo so, figuratevi, io faccio fatica a ricordarmi il periodo, no, non lo so collegare, non riesco, assolutamente. Lei da quanto tempo rispetto a questo colloquio, questo secondo incontro con Cosentino, aveva iniziato a frequentare Pino Salpa? Ma si chiama Salpa o Sarpo? Pino Salpo. Pino? Salpa. Salpa. Più o Non meno... ricordo adesso se si chiama AO, figuratevi, non... Con la P di Palermo. Sì. Quindi il nome non lo ricordo, ma non l'aveva fatto leggere lei, non stava spesso con questo signore, il cognome non ce lo può. Sì, ma non me lo ricordo adesso, io lo chiamavo Pino e basta, figuratevi, di cognome. Se si riferisce al fatto che lui a Cesa non lo volevano fare più segretario, lui il segretario l'ha fatto grazie alle mie tessere. Ho capito. E in che periodo colloca questo fatto del segretario
Prima delle elezioni dell'onorevole Cosentino, con il candidato, Cosentino non era candidato ma era coordinatore, e i suoi candidati di quelle elezioni erano il professore Paolo Santulli e il senatore Giuliani. Erano i due candidati di Forza Italia nel collegio di Aversa. Quindi il periodo che io colloco alla questione di Pino, di Forza Italia e delle tessere è questa relativamente precedentemente a questa candidatura, perché poi con il rafforzamento della sezione di Forza Italia accesa c'è stato poi i vari incontri con Cosentino per sponsorizzare i due candidati. Quindi Cosentino non era candidato? No, che ricordo io no. I candidati erano Paolo Santulli e il senatore Giuliani. Il senatore Giuliani era la ricandidatura, perché non è riferita a quella candidatura che io ho parlato prima con il ristorante Zinicola. Abbiamo rifatto la riunione, organizzato riunione sempre al ristorante di mio fratello, sempre da Zinicola, con i candidati Giuliani e Santulli. Senta, per avere un parametro più o meno di riferimento, ci sono state le elezioni politiche nel 96, nel 2001, nel 2006, nel 2007. Lei, facendo uno sforzo... Io lo collego al 2006. E Cosentino non era candidato nel 2006, secondo di lista dopo Berlusconi? Non ricordo, i maggiori candidati, era il coordinatore, organizzava tutto Nicolò Cosentino era il coordinatore tramite la segreteria. Era il coordinatore di cosa? Coordinatore di Forza Italia. È stato diverso, di Forza Italia. È stato coordinatore di diverse cose. È stato coordinatore di Forza Italia. È stato coordinatore provinciale, sempre di Forza Italia. Coordinatore di Forza Italia. Ma provinciale o regionale? Perché se non me lo ricordo adesso, sinceramente. C'è differenza tra quando era coordinatore provinciale e quando era regionale? Non me lo ricordo, so che era coordinatore di Forza Italia e organizzato tramite Pino Salp, tramite la sezione del partito di Forza Italia accesa. Abbiamo organizzato al ristorante Zinicola questa presentazione dei candidati. Ho capito. E c'era Cosentino a questa presentazione dei candidati? No, nel ristorante no, nella sezione è venuto diverse volte a sponsorizzare la candidatura, ma non voglio sbagliarmi, ma alla riunione no, cioè quando abbiamo organizzato la presentazione dei candidati lui non c'era. Dunque lei è sicuro che non era candidato nell'occasione? Avvocato, è una domanda? Sì. Quindi lei è sicuro, insomma, ribadisce che non era candidato quando lei organizzò questa cosa? Ho detto non mi ricordo, avvocato, non è che ricordo che alla riunione non era presente. Ricordo che è venuto in sezione di Forza Italia accesa parlando con me, con Pino Salp e altri candidati, abbiamo organizzato nella sezione incontri eccetera con Cosentino, però non ricordo se era candidato o meno. Alla riunione del ristorante Zinicola dove abbiamo presentato i due candidati non ricordo che ci fosse. Ho capito. Presidente, facciamo un attimo un cambio perché ho bisogno di un quarto d'ora di riposo, quindi prosegue il collega. Prego. Massallo, perdonatemi, sono l'altro difensore in sostituzione dell'avvocato De Caro per Cosentino. Per riprendere un po' il filo del discorso, lei quando è che inizia a collaborare con la giustizia? La data precisa? 1 aprile 2008. Pochi giorni prima o poco tempo prima rispetto diciamo alla sua intenzione di collaborare con la giustizia,
lei aveva riferito qualcosa all'autorità giudiziaria che ebbe in quel periodo a far sì che fosse o venisse messo un provvedimento di carattere custodiale nei confronti di alcuni soggetti appartenenti al clan dei Casalesi? Non me lo ricordo. Lei non ricorda qualche giorno prima, qualche mese prima, rispetto alla data del 1° aprile del 2008, di essersi incontrato? Si sente a singhiozzi, avvocato? Sì. Non riesco a capire la domanda. Mi sente adesso? Sì. Dicevo, rispetto al 1° aprile del 2008, lei non ricorda di un'attività fatta in particolar modo dal commissariato di Castelvolturno, l'ispettore Ricciardiello, per una estorsione ai suoi danni? Ricordo di aver fatto delle denunce alla questura di Caserta tramite il commissariato di Castelvolturno, sì, tanto che c'erano degli appostamenti nell'albergo, nel mio albergo, con un posto fisso di poliziotti per la questione di questa estorsione, sì. Ricorda chi venne arrestato per questi fatti? Io? No, chi venne arrestato per questo episodio? Ah, non me lo ricordo chi è stato arrestato. Lei non ricorda di alcuni incontri fatti personalmente da lei con Spagnuolo Oreste in quel periodo? No, Spagnuolo Oreste è venuto una volta solo nell'albergo per chiedermi l'appuntamento perché Sedole mi voleva incontrare. Poi non trovandomi, aveva parlato con la direttrice. Dopo, non ricordo con esattezza quanto tempo, ma in breve tempo ripassò Letizia Giovanni che mi incontrò. Io sulla questione di Spagnuolo Oreste fui chiamato dal commissariato di Castelvolturno perché volevano sapere da me perché lui usciva dal mio albergo, perché l'avevano visto. Io riferii che dovevano fare una comunione, una festa, una cosa del genere, ma loro non mi hanno creduto, non mi avevano creduto per quella cosa. E dopo un po' passò, quindi io feci espressa denuncia, se non ricordo male, per quanto riguarda che non era un'estorsione, ma mi volevano incontrare. Proprio su Quindi, infatti, perché io con Spagnuolo non ci ho mai, io con Spagnuolo non ci ho mai parlato. Ho capito. Dico, proprio questo volevo sapere. Quindi lei non ebbe a riferire nella immediatezza dei fatti alla polizia la ragione vera della presenza di Spagnuolo presso il suo albergo? Non me lo ricordo. Ricordo che con Ricciardiello, che era all'epoca l'ispettore di Castelvolturno, ma quello da qua, quello proprio perché quando hanno visto che io ho incominciato a parlare, perché io parlai all'inizio no, perché portai a negativa, vi dico la verità, quando loro mi chiesero che stava facendo, io dissi ma io non lo conosco neppure, cioè fu un rapporto. Quando poi mi hanno messo alla prova, perché dice che il nostro albergo era sottoposto a sorveglianza, per cui loro l'avevano vista, l'avevano fermato, e io gli dissi che mi volevano incontrare. Non è che io sapessi Spagnuolo se voleva farmi un'estorsione, non sapevo soltanto che era passato per fissarmi un appuntamento perché il Sedola mi voleva incontrare. Quindi dopo la prima volta cosa che poi fece successivamente. Dico, dopo la prima volta. Cosa che poi fece. Prego. Scusatemi. Prego. No, prego, scusatemi voi. No, volevo sapere, la prima volta Spagnuolo parlò con la sua segretaria, giusto? No, l'unica volta che è venuto, perché poi con me non ha mai parlato Spagnuolo. Dico successivamente. È venuto nell'albergo. Successivamente con lei non ci a me me l'aveva riferito Spagnuolo, no, ha parlato con la direttrice per dirmi che sarebbe ripassato per fissarmi un appuntamento perché mi volevano parlare. Però dico, personalmente con voi non ci ha mai parlato, non vi siete mai appartati nella saletta, diciamo, retrostante il vostro con Spagnuolo no, con Letizia sì, con Giovanni Letizia sì, ma con Spagnuolo no. Ho capito. Io ho parlato, perché poi dopo lo Spagnuolo, dopo questa questione di fissare o non fissare l'appuntamento, è ripassato Letizia Giovanni e mi ha incontrato nell'albergo. Quindi abbiamo parlato, è stato lui a scegliere il posto dove fermarsi per parlarmi, per dirmi delle cose, dalla sala ristorante alla sala tè, per cui ho parlato con
Letizia Giovanni, non con Spagnuola. Dico, voi questi fatti li avete denunciati immediatamente al commissariato o su sollecitazione dell'ispettore di Cerdiello? Sì, no, già erano stati denunciati il fatto che mi volevano fissare l'appuntamento e che sarebbe ripassato lo Spagnolo. Qui ho denunciato questa cosa, tanto che avevano già fissato degli appostamenti fissi in albergo. Però quello che a me sfugge, dopo questo episodio, lei ha contattato la polizia o la polizia che ha contattato lei perché ha visto uscire Spagnuolo? No, sono stato io a contattare la polizia si è fatta gli appostamenti in albergo perché aspettavano, cioè dopo la mia denuncia aspettavano che venissero a fissarmi l'appuntamento, quindi sarebbero ripassati o lo Spagnuolo o qualcun altro. Invece di passare Spagnuolo è passato Letizia Giovanni. Poco fa, almeno che ovviamente la stanchezza non ne fa da padrona, se non ho capito male, lei ha detto l'ispettore Ricciardiello è entrato nell'albergo e ha detto questo signore che ho visto appena uscire poco fa che cosa voleva, e voi avreste detto... No, non è così, poi mi sarò sbagliato io nell'esprimermi. Ho detto che quando è venuto in albergo e cercava di fissarmi di incontrare me, lo Spagnuolo, a me non mi ha incontrato, ha parlato con la direttrice, gli ha riferito che volevano incontrarmi, è finita là. Ho capito. Poi, quando sono andato a esporre denuncia al commissariato, il dottor Ricciardiello voleva sapere da me perché lui stava nell'albergo da me. Io all'inizio avevo detto che stava là per una questione di una cerimonia, voleva affittare una cosa del genere. Poi lui mi riferì che invece era stato fermato lo Spagnuolo fuori all'albergo, per cui io dovevo dire la verità, e che io poi dissi la verità, insomma. Tanto da denunciare la cosa, ricordo che poi dopo la questura loro mi portarono alla questura di Caserta, la questura di Caserta organizzò un'operazione sofisticata in albergo per aspettare che venissero loro a chiedermi soldi. Ho capito. Vassallo, lei la prima volta... Che poi non venne più... Vabbè, ho capito, il discorso è chiaro. Dicevo, lei la prima volta quando è che è stato arrestato? Presidente, io sono stato arrestato nel 92. Presidente, mi scusi, siccome abbiamo già esaminato Vassallo prolungatamente, abbiamo già acquisito numerosi verbali di interrogatorio resi in altri processi, magari se si passa a domande dirette, magari suggestive, per velocizzare, che sennò veramente facciamo... È un intervento solo per bene. Sarò veloce, sarò velocissimo. Sarei intervenuto prima con la distorsione. Si è prolungato, chiedo scusa, ma sarò veloce. Quindi diceva 92 o 93, non ho capito bene. No, 92. Sono stato arrestato nel giugno 90, primo a marzo 92 per detenzione di armi da guerra, quindi mi trovarono in una perquisizione dei proiettili non conformi a quello che erano le mie autorizzazioni, perché io avevo il portaarmi e avevo delle armi, per cui avevano trovato dei proiettili che erano militari e non erano civili. Per quella operazione feci il rito abbreviato e ebbi una pena di 8-9 mesi e pena sospesa. E fino a quando? Sono tornato in libertà, quindi... poi mi arrestarono a giugno 92. Aspetta, fino a quando siete stato poi detenuto per questo fatto? Per le armi pochi giorni. Fui interrogato in carcere, feci il patteggiamento nel 92, considerate che da marzo che fui arrestato, mi ricordo che era fine marzo, poi ero libero, per cui poi mi arrestarono il 2 giugno. Quindi io non avrò fatto 4-5 giorni nel 93, anche perché ero incensurato, per cui c'erano tutte le attenuanti. Ho fatto il patteggiamento, ho fatto 4-5 giorni al carcere di Santa Maria nel marzo 92. Poi sono uscito in libertà e nel giugno 92 mi hanno arrestato. Io tornavo da Parigi e mi hanno arrestato all'aeroporto di Capodichino. E siete rimasti... Avendolo saputo, avevo saputo che c'era la perquisizione, ma siccome non avevo niente da nascondere mi sono imbarcato e sono tornato in Italia e mi hanno arrestato sotto l'aeroporto di Capodichino. 2 giugno 92. Sono stato in carcere a Poggioreale fino a luglio del 92. Sono tornato agli arresti domiciliari e ci sono rimasto fino a marzo 93.
se poi mi sbaglio qualche giornata, se ne facete un carico pendente, perché io non è che mi posso ricordare con esattezza. Comunque nel 93 sono stato riarrestato. Sono stato agli arresti. Il 22 aprile 2013 ha detto al carcere di Poggioreale sono rimasto sino al 23 o 24 dicembre del 93 e sono stato rimesso agli arresti. Aspettate un attimo, scusatemi avvocato, se mi dite la teoria, allora, 92 sono stato agli arresti domiciliari, sono stato riarrestato nel 93, nel 93 mi sono venuti a prendere a casa, io da luglio 92 sono stato per 10 mesi agli arresti domiciliari, quindi luglio, se facciamo i conti, perché vi ripeto, non mi posso ricordare, quando mi hanno arrestato a marzo 93, mi hanno arrestato con 2 ordinanze di custodia cautelari, traffico di rifiuti, armi, droga, associazioni, insomma tutti i reati che ci potevano essere. E sono stato agli arresti in carcere a Poggioreale fino al 24 dicembre del 93. In dicembre 93, lo ricordo perché era la vigilia di Natale, sono arrivato a casa la vigilia sera, che mi hanno accompagnato i carabinieri, all'epoca le traduzioni li facevano i carabinieri, non gli agenti di custodia. E sono rimasto dal 93, dal 24 dicembre 93 fino a ottobre 94 agli arresti domiciliari. Poi sono stato riarrestato, se mi avete chiesto la cosa, sono stato riarrestato all'inizio del 2002 e sono rimasto in carcere per una quindicina di giorni. Questi sono i periodi di detenzione. Poi posso sbagliarmi un giorno, nel senso 31 marzo o 23 marzo, però i periodi di detenzione sono questi, i periodi di detenzione domiciliari sono questi. Ricordate invece Bidognetti Francesco quando è stato arrestato? Allora, io un particolare lo ricordo perché per quanto riguarda il processo che stavo facendo, dove eravamo detenuti... Mi oppongo soltanto perché l'ho già riferito in un'altra udienza, scorsa udienza, in altri processi, l'ho già riferito non so quante volte l'ho riferito tutto. Nel senso, sinceramente, però non tutto, io adesso non seguo ignoro. Poco fa veniva fatta la stessa domanda dal suo collega con riferimento all'incontro con il Cosentino. Prima così diceva dell'arresto di Bidognetti. No, Presidente, si riferiva a un altro arresto probabilmente. Questo che si riferisce all'avvocato è un altro arresto, è quello del Bidognetti fu arrestato, che lo ricordo il particolare, io ero detenuto con Gaetano Cerci, facevamo le udienze, andavamo già alla 7ª penale, ricordo, e lui fu arrestato in quel periodo per via aveva un procedimento pendente per i carri funebri con un problema di Giuliano e fu arrestato. Io dico l'ultima volta che è stato arrestato Bidognetti Francesco, l'ultima data dalla quale è detenuto ininterrottamente, la sa? La data precisa non la ricordo, vi la stavo dicendo con i tempi dopo il 93, penso che sia nel periodo della mia detenzione o appena agli arresti domiciliari. Perché ricordo il particolare che l'avvocato mi suggerì di non salutare il Bidognetti quando venivamo in aula perché ci incontravamo io, Gaetano Cerci e Bidognetti Francesco in aula. Stavamo facendo un processo alla 7ª penale, il presidente era Lignola, per quanto riguarda autorizzazione, rifiuti, eccetera. Quindi il periodo esatto è questo periodo qua. 93, non voglio sbagliarmi, inizio 94. L'ultimo arresto da cui è rimasto detenuto fino adesso. E invece ricordate la data di arresto di Bidognetti Aniello? L'ultima data, ovviamente. No. Non ve lo ricordate? No, non me la ricordo. Può riferire al tribunale invece più o meno il periodo in cui ebbe a farsi male suo fratello Gaetano Vassallo Renato, cioè la data più o meno dell'infortunio? Di cui lei... No, non me la ricordo, sinceramente. No, non me la ricordo. Non ve la ricordate. Sapete se per caso per questa vicenda vostro fratello ha fatto una pratica presso l'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro qui a Caserta? Sì. È stato risarcito per questo? Ricordo che mi ero interessato pure io al problema di mio fratello tramite una testimonianza che all'epoca il presidente del consorzio
Caserta 2, la GECO era Angelo Brancaccio, e io con Angelo Brancaccio gli chiesi la cortesia di venire a testimoniare perché là il problema era che infortunio sul lavoro, infortunio non sul lavoro. Noi stavamo facendo una pratica di itinere al lavoro, per cui chiesi all'Angelo Brancaccio di venire a testimoniare in mio favore, perché con un escamotage delle chiavi, vieni, eccetera, eccetera, portami le chiavi, per cercare di carpire di inserire questo concetto dell'itinere al lavoro, perché mio fratello in realtà non stava al lavoro. Ho capito. Stava per fatti suoi al comune di Lusciano e ebbe un incidente dove poi ebbe l'amputazione della gamba. Vassallo, perdonatemi, per quanto riguarda il consorzio C4, più o meno sa dire al Tribunale quanti comuni facevano parte del consorzio? Il numero esatto non me lo ricordo adesso, ma erano da 17-18 comuni. Qualcuno me lo ricordo: Sessaurunga, Sparanis, Grazzanis, Brez. Ma non è che non mi pare rilevante questa domanda, né qualificato particolarmente. Sa dirci invece le discariche che venivano utilizzate dal consorzio C4? Ma le discariche in Campania erano utilizzate in base alle autorizzazioni che rilasciava il commissariato di governo. Le uniche discariche in Campania all'epoca era soltanto la Caserta 2 e la Caserta, prima la GECO, quindi scaricavano tutti i comuni, compreso Napoli, presso la discarica del consorzio Caserta 2. E contemporaneamente c'era l'autorizzazione con la Uttaro di Caserta, per cui le due discariche erano queste. Poi si tramandava tra autorizzazione e un'altra, chiudeva la GECO Caserta 2 e si apriva la discarica Parco Saurino. Ho capito. E sa dire al Tribunale quali erano le imprese che smaltivano il percolato prodotto da queste discariche? I rifiuti, le ditte che si occupavano per lo smaltimento degli percolati, io ricordo qualcuno, insomma, non ricordo tutte. C'era l'impresa che presentai io a Sergio Orsi quando abbiamo iniziato ad eliminare gli percolati dalla discarica, ed era l'impresa Pasquale Ciampa di Sant'Agnello, vicino Sorrento. Poi c'era un'altra ditta di Castelvolturno che si occupava degli percolati, poi non mi ricordo con esattezza le altre, sinceramente. Come si chiamava questa ditta di Castelvolturno? Mi ha sentito? Vassallo ha sentito la domanda? Io la domanda, se è quella che ho risposto, sì, per quanto riguarda gli percolati, le ditte, io ho risposto, però non lo so se mi avete sentito o se era un'altra domanda, perché c'è stato... Io la domanda che ho capito era quella là relativamente alle ditte che si occupavano degli percolati. Sì, se è questa io ho risposto, ma posso ripeterla. La ditta di Castelvolturno ricorda il nome? Adesso no. No. Quindi lei ricorda solo queste due ditte, approssimativamente in maniera numerica, non sa dare un dato più... No, non me lo so dire quando... No. Okay. E invece ricordate nel 2002 chi fosse l'assessore all'ecologia presso il comune di Castelvolturno? 2002-2003? No, non me lo ricordo. L'assessore all'ecologia del 2002... 2002-2003. Voglio sbagliarmi, ma era il dottore Schiavone. Però, sentite, dovrei dire delle cose, non me lo ricordo. Per quanto concerne gli incontri avuti con l'onorevole Cosentino, cui faceva riferimento poco fa l'avvocato Montone, l'abitazione presso la quale vi siete visti, lei tendenzialmente saprebbe indicarla geograficamente dove era ubicata? In quale comune?
Io penso che l'ho indicata, comunque era il comune di Casal di Principe ed era sulla strada da Casal di Principe che porta verso Villa Literno. No, adesso non ve la so indicare quanti metri o non metri, però è anzi posso dire che tra Casal di Principe e Villa Literno hanno costruito una rotonda, una nuova rotonda che è il collegamento che viene dall'asse mediano per collegarsi a Casal di Principe e Villa Literno. Quindi io riferisco, invece di girare a destra, venendo dalla superstrada, invece di girare a destra per andare verso Villa Literno, alla rotonda, giro a sinistra, prima di entrare entrare a Casal di Principe sta sulla destra. Direzione di Penso marcia, che sia la casa della mamma. però direzione di marcia Villa Literno Casal di Principe sulla destra o la direzione opposta? Scusatemi un attimo, direzione di marcia da Villa Literno verso Villa Casal di Literno Principe. Verso Villa sta sulla destra. Quindi da Villa Literno Da Casal di Principe andando verso Villa Literno sta sulla sinistra e di conseguenza se vieni da Villa Literno la trovi a destra andando a Casal di Principe. E ricordate se è un'abitazione all'interno di un viale, in aperta campagna, prospicina. No, sta sulla strada, sta sulla strada principale. Tanto che noi, gli amici, quando ci incontravamo in mezzo alla strada. Per poi venire lui, ricordo un particolare, che tra l'ufficio dove ci incontravamo, dove ci fu il passaggio, c'era una colonna circolare prima di entrare nell'ufficio. Dal portone all'ufficio c'era una colonna circolare, se ricordo bene. Comunque non era la casa di Cosentino, era la casa del genitore di Cosentino. L'ultima volta che lo ebbe ad incontrare più o meno lo sa ricordare, lo sa ancorare temporalmente? No. Esclude che lei abbia incontrato Cosentino anche dopo la nomina quale sottosegretario all'economia? Ricordo quando l'ho incontrato a Casal di Principe, c'è stato il passaggio della busta, già era sottosegretario, se non voglio sbagliarmi. Ho capito. Vassallo, lei oltre alla Guardia di Finanza di Mondragone ha mai fatto confidenze alla Guardia di Finanza di Aversa? Non me lo ricordo, guardate. Fatemi capire una cosa, quando voi avete ampiamente riferito sulla costituzione dell'Eco 4, quindi tutta la ricostruzione societaria e quant'altro, dico, ma inizialmente gli orsi erano sotto l'ala protettiva dei Bidognetti? Io non li conosco come tali, non erano, cioè prima della Costituzione, dell'intervento mio con i fratelli Orsi, io i fratelli Orsi non li conoscevano. Sinceramente ho saputo dai fratelli Orsi gli avvicinamenti ai personaggi di spessore dei clan dei Casalesi a chi facevano riferimento. Sì, questo me l'ha detto Sergio Orsi proprio. So che avevano, se non avevano ospitato Iovine e Mario in qualche periodo di latitanza, la mamma degli Orsi fosse imparentata, una cosa del genere. Sinceramente non lo so, se io li ho conosciuti in quell'occasione come persone vicino al clan Bidognetti. Lei mica ci sa dire i collegi provinciali nei quali si è candidato l'onorevole Cosentino? No, non me lo ricordo. Quelli alla Camera? Non me lo ricordo. E ricordate quando è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati? Non me lo ricordo. Quando è stato eletto per la prima volta al Consiglio provinciale? Non me lo ricordo. Sapete se è mai stato consigliere comunale? Se sì, di quale comune?
Non ho capito, non si è sentito la prima parte. Sapete se Cosentino è mai stato consigliere comunale? Non me lo ricordo, non lo so. Non lo sapete. Vassallo, chi è Guarino Alessandro? So che Guarino Alessandro ce ne stanno tanti, se è quello se è mio nipote, sì, ma non so se vi riferite a questo. Sì, suo nipote. Conosco un Guarino Alessandro, è più facile la domanda perché riesco a rispondervi. Conoscete Guarino Alessandro? Un Guarino Alessandro lo conosco. Chi è? Dipende io Quello conosco un Guarino voi. Alessandro che Quello- è mio nipote, suo è nipote. il figlio di mia sorella. Benissimo. Possiamo dire che nell'ultimo periodo, prima che lei ovviamente iniziasse a collaborare con la giustizia, aveva una frequentazione più o meno assidua con Guarino Alessandro, con suo nipote. Presidente, mi scusi, ma veramente considerando che sono le 16:04:30, se il mio orologio non erra, non riesco a cogliere la pertinenza di queste domande, nel senso che così facendo Vassallo ha reso, penso, più di 100 interrogatori. Se andiamo a chiedere informazioni su ogni persona potremmo arrivare, non finire mai. Il pubblico ministero, il settimana. tribunale non conosce... No, neanche io, nel senso io lo No, non rappresento, conosci i verbali che stanno... No, ma non ho idea per quale ragione vi sia fatta la domanda su Guarino Alessandro, però e dire... quindi non conosce neanche No, il perché- motivo per cui viene fatta una domanda, può essere rilevante, deve fidarsi, perché altrimenti dovrebbe chiedere per Presidente, ogni domanda perché il problema viene è che fatta io questa domanda. mi sono fermato quando sono state fatte una marea di domande sulla famosa estorsione a Vassallo, su cui ha già riferito in altri dibattimenti, Sì. Vabbè, però è con ridotta così. rilevanza a mio giudizio, però ho lasciato Si prolunga andare. la sofferenza, diciamo. Comunque andiamo avanti. Io mi oppongo- Avvocato, veramente la esorto a essere il più sintetico possibile. No, giusto, se mi ha detto che il nipote, se aveva dei rapporti più o meno stretti nell'ultimo periodo con suo nipote. Con mio nipote i rapporti sono stati sempre gli stessi, né di maggiore o minore frequenza. Era mio nipote e basta. Invece, Quando mi voleva incontrare veniva a casa mia, io a casa sua non ci sono mai andato. ho capito. Invece l'amministratore unico della Setia Sud nel 93, 94, 95, lei ricorda chi era? Allora, nella costituzione della società nominammo mia madre come amministratore della società, di Domenica Antonietta, che poi è deceduto nel 95. C'è stato poi il passaggio, mio fratello Salvatore aveva la procura speciale per gli atti, gli atti ordinari e straordinari dell'amministrazione, quindi si è sempre occupato mio fratello Salvatore. Lei non compariva neppure indirettamente? Chi? Io? Sì. Io all'inizio comparivo nella società, eravamo 4 soci, io, mio fratello Nicola, mio fratello Antonio e mio fratello Salvatore, eravamo a parità del 25%. Poi mi pare, non voglio ricordarmi male, c'erano delle fiduzioni personali a garanzia tramite il Monte Paschi di Siena per la Sedia Sud, siccome la Sedia Sud non versava i contributi al personale, stava per saltare eccetera, su suggerimento di un amico consulente Alfredo Musto ci consigliò di uscirne, di estinguere quella situazione tra Sedia Sud e le fiduzioni, e di uscirne e di togliermi io come socio, in quanto avevo precedenti per quanto riguarda l'appalto del comune di Orti ed Adella per un certificato ostativo per l'antimafia, ne uscì fuori perché mi fu detto, mi fu consigliato di uscirne da quella società. Ma comunque ho sempre operato della società, anche se non ero socio, sono stato sempre con Nicola, Antonio e Salvatore. Nel 93 presso il comune di San Cipriano d'Aversa l'appalto gli venne dato dalla commissione prefettizia. No, non ce la tenevamo l'appalto, dalla commissione prefettizia non ricordo se ci fu un affidamento, un rinnovo contrattuale o rifacemmo una gara, ma comunque
di una gara ci fu fatto e me la sono aggiudicato con l'1% di ribasso. Questo me lo ricordo perché alla gara risposi solo io e qualcuno non lo fece rispondere facendoci qualche intervento amichevole a non farlo rispondere. Però ricordo che la commissione prefettizia o ce l'aveva rinnovato a trattativa privata, per cui ci fu rinnovato per un periodo, o fu fatta una gara, questo con esattezza non lo ricordo, però ricordo di aver lavorato con la commissione prefettizia a San Cipriano. Avete mai come Sedia Sud avuto delle proroghe da parte dell'amministrazione comunale? Da parte dell'amministrazione comunale penso di sì, ricordo di averle avute. Ricorda ad esempio nel 95 se l'amministrazione fosse di centrodestra o di centrosinistra? Non me lo ricordo questo sinceramente. Il sindaco Reccia le dice qualcosa, l'assessore Lorenzo Diana le dice qualcosa? L'assessore, il sindaco Reccia sì, il dottore odontotecnico sì, lo ricordo, era il professore, un primario dell'ospedale di Caserta, di Aversa. Sì, era il sindaco di San Cipriano. E ricorda se Diana Lorenzo rivestisse qualche qualità all'interno della giunta comunale nel 95? Sì, ricordo che mi fu detto che dovevo assumere del personale, comunque volendo o non volendo dovevo riassumere una persona che io avevo licenziato. L'avevo licenziato perché avevo grossi problemi di vista e un paio di volte stava per per farsi male dietro al combattatore, per cui io l'avevo licenziato per questa motivazione e loro volevano che comunque io l'ho riassumesso e io sinceramente mi rifiutai. Vuole il caso che questa persona poi col consorzio, dopo la mia uscita, dopo l'uscita della Sedia Sud, fu affidato il servizio alla GECO, quella persona fu assunta e che quella persona malauguratamente è morta sotto un incidente stradale dietro al camion della spazzatura, per cui tutte le mie presupposizioni erano giuste, per cui ritenevo giusto licenziarlo. In quel periodo, dico, visto che lei era stato anche attinto da provvedimenti giudiziari, era stato anche arrestato, detenuto, dico, per queste proroghe, per questi affidamenti, non le è stato mai posto nessun tipo di veto, anche per quanto riguarda i fini di rilascio del certificato di marca? No, nessuno. Io ricordo soltanto al comune di Orta di Etello di aver avuto sull'appalto del comune di Orta di Etello ebbi ad avere la Sedia Sud, ebbe ad avere un parere ostativo per la certificazione antimafia e che comunque il sindaco Angelo Brancaccio, amico mio, continuò ad affidarmi servizi nonostante io avessi questa ostatività al certificato antimafia. L'ultima domanda e concludo. Lei conosce Alfredo Musto? Sì. Può dire al Tribunale chi è? Il commercialista è stato un commercialista per quanto riguarda la Sedia Sud, se non voglio sbagliarmi, e per quanto riguarda la Park Hotel, società per la realizzazione dell'albergo a Castelvolturno. Ha mai rivestito... È un commercialista di Aversa. Ha mai rivestito incarichi all'interno... Non lo so se è un dottore commercialista o un ragioniere. Comunque lo studio, perché prima aveva a Piazza Lucarella, era Studio Schiavone, che è il nome della moglie. Non voglio sbagliarmi se era... Io lo conosco come commercialista, era un amico, abbiamo acquistato qualcosa assieme, una proprietà a Montevarchi. Ha mai ricoperto incarichi all'interno del bacino Caserta 1, che le sappia? Sì, ricordo che tramite il professore Santuni gli feci avere un incarico quale revisore, qualcosa per quanto riguarda i revisori conti, cosa che ne avevo parlato io con Antonio Diani, il segretario particolare del professore Paolo Santulli di Aversa, e gli facemmo dare questo incarico, sempre tramite Forza Italia. Grazie, non ho altre domande allo Stato. Riprendiamo 20 minuti, Presidente, ho completato.
Ma il pubblico ministero poi deve pure lui fare delle domande. Nel senso, non so come ritiene il collegio. No, perché è passato l'ora delle 16:30 che è prevista anche nel protocollo. Se Presidente, io farei delle domande anche a Vassallo per vedere un attimo, visto che noi siamo stanchi tutti quanti, Vassallo parla da più di non so quante ore, per cui se Vassallo è stanco o meno, che forse Che lo devo chiedere al Presidente? l'ipotesi in cui lo sia o meno. Io sono Sinceramente, stanco, facetevi in sicuramente, bagno. però se commisuro la mia stanchezza... non è stanco, per la verità. Quindi, siccome il più stanco Cioè, comunque si dovrebbe... Siccome il più stanco di tutti dovrebbe essere Vassallo, se... E infatti vorrei andare in bagno, sinceramente. Allora sospendiamo